Buonasera, ben ritrovati alla manifestazione La Zise tra le pagine. Siamo alla terza serata della seconda tranche di questa serie di incontri con l'autore per sondare diversi argomenti di assoluta attualità. Per questo appuntamento ringrazio fin da subito l'organizzazione di Fondazione AIDA e il comune di La Zise con Acqua. Siamo ospiti di La Zise, anche se non fisicamente, purtroppo naturalmente la situazione sanitaria ci impone questo appuntamento a distanza, che però in una serata come questa non è neanche malissimo, no? Col tempaccio che c'è, ben venga una copertina, una tisana e una bella conversazione. Allora, comunque siamo ospiti del comune di La Zise e quindi lascio molto volentieri la parola al vice sindaco Filippo Costa prima di presentarvi la nostra ospite di questa sera, la professoressa Daniela Lucangeli. Buonasera, assessore. Buonasera Valentina, buonasera professoressa e grazie infinite per aver accolto il nostro invito. Come diceva bene Valentina, questa rassegna che con questa sera si conclude è per noi una rassegna importante perché ci permette di mettere in stretto contatto gli autori, gli scrittori con il loro pubblico. E devo dire che anche se in questa formula un po' anomala, ma ormai oggi molto usata e attuale, siamo riusciti a organizzare, grazie anche a Fondazione AIDA, una grandissima rassegna ed arrivare molto, diciamo dove non pensavamo di arrivare. Quindi questo è già un obiettivo raggiunto per noi. E si chiude questa rassegna con una tematica credo importantissima, soprattutto in questi giorni, in queste settimane, in questi mesi, ma in realtà da sempre, che sono i nostri bambini. Io sono diventato papà da pochi mesi, da 5 mesi in realtà, e giorno dopo giorno mi accorgo sempre di più di quanto sia difficile cercare di fare la cosa giusta, o meglio la cosa migliore per loro. Credo non ci potesse essere assolutamente ospite migliore per questa serata, e quindi io vi ringrazio la professoressa Lucangeli per la sua disponibilità, grazie Valentina per moderare questa serata. Chiaramente, come ho già fatto per gli ospiti in precedenza, l'invito alla professoressa, anche a te Valentina chiaramente, per venire alla Zise in presenza fisica, non appena si potrà farlo più liberamente, per avere una conoscenza anche alla Zise del nostro bellissimo paese e per ritornare ad avere quel bel contatto col pubblico che è la parte fondamentale della nostra società, penso. Quindi ancora grazie al pubblico per aver seguito questa rassegna, stiamo già pensando alla prossima. Io esco, come ho fatto tutte le serate, mi metto sul divano, come ha detto Valentina, con la tisana, visto che il tempo fuori è abbastanza brutto. E grazie ancora davvero, buona chiacchierata, buona serata a tutti, a presto. Grazie al vice sindaco di La Zise Filippo Costa. La passeggiata sul lungolago per i veronesi è una costante, professoressa, quindi la invitiamo, non sta tanto distante, anche se è sempre molto impegnata. Sono certa che ci vedremo, sono proprio certa, leggendo i messaggi di accoglienza che ho visto passare lì, veramente mi viene il cuore pieno di gratitudine per le persone che abbracciano me e che in qualche modo sono così anche poco facilmente abbracciabile, quindi dico accetto questa come una sfida anche per andare oltre i miei limiti, proprio oltre i miei limiti. E stiamo proprio vedendo come la sua fama la preceda, ma con affetto, decisamente. Sono messaggi di affetto. Mi regala l'opportunità di essere sicura che questo è il tempo giusto per fare queste rivoluzioni, perché io sono diventata, senza saperlo, una voce che lo esplicita, ma in tanti lo sentiamo, quindi è ora di aiutarci. Allora, mi permette di presentarla a quei pochi collegati che non la conoscessero direttamente. Daniela Lucangeli è
prorettore dell'Università di Padova e anche professoressa di psicologia dello sviluppo, e sul tema dell'apprendimento e quindi dello sviluppo dei bambini nell'età cruciale, ma poi ci dirà probabilmente che non finiamo mai di imparare, come recita un detto popolare, ha dedicato tutta la sua carriera accademica. Dei suoi tanti volumi ci concentriamo questa sera su A mente accesa, edito da Mondadori, che ha numerosi pregi, tra i quali quello di analizzare con rigore scientifico, ma al tempo stesso con un linguaggio assolutamente divulgativo e alla portata di tutti, dei grandi temi. Tutti noi abbiamo attraversato il periodo dell'apprendimento, abbiamo sofferto, abbiamo avuto paura prima delle interrogazioni, prima di un compito in classe, siamo stati anche male, ma poi nell'età adulta, anche se gli esami non finiscono mai, ce ne siamo probabilmente un po' dimenticati. Forse in questo periodo di didattica a distanza, con i genitori che vedono i figli studiare, ci siamo un po' riavvicinati a quello che è il duro lavoro dei maestri e il duro lavoro dell'apprendere. Forse l'abbiamo capito un po' più di prima. Beh, allora, io tendo a dire sì, è vero, c'è questo duro, faticoso apprendere, però noi non possiamo non apprendere. E una delle cose che questo libro vuole proprio portare a servizio è che noi non abbiamo un cervello, noi siamo un cervello, cioè noi siamo un radar senziente che sente, pensa, agisce. Proprio su questa base noi possiamo cambiare completamente anche la nostra visione della fatica dell'apprendere. L'apprendere è faticoso perché molto spesso non sappiamo come facilitarlo e come renderlo un flusso che è, immaginatevi proprio come uno scorrere dell'acqua dentro un tubo in cui ci sono tutta una serie di ostacoli che noi ci mettiamo e l'acqua deve passare attraverso dei sassi, dei massi. Ecco che diventa molto più difficile. E perché quel libro ha senso per me? Io dico che è stato un atto d'amore perché vuole proprio far capire come non mettere questi ostacoli dentro questo fluire dei processi di maturazione, non solo della nostra intelligenza, ma anche del nostro sentire. E quindi essere più sereni noi come adulti e far vivere nel migliore dei modi possibili ogni gradino di crescita ai nostri, a chi amiamo di più al mondo, insomma, non c'è niente altro da dire, no? C'è molto di autobiografico in questo libro, a cominciare dall'inizio. Dice: non volevo fare questo, o meglio, non avrei mai immaginato di fare questo, e a livelli accademici così alti. Com'è iniziata il suo avvicinarsi all'apprendimento ai ragazzi e alle loro necessità? Ma allora, non è che è iniziato con una presa di decisione, è iniziato come uno dei passi in cui la vita è transitata. Allora, questo libro perché racconta di me? Racconta di me perché io ad un certo punto mi sono molto sentita nel dovere morale di far capire a tutta la gente che mi sta ascoltando in questo tempo così difficile e faticoso che io non sono un ologramma, cioè io non sono qualcuno che è lì, scusate che chiudo, non avevo chiuso il cellulare, non sono un ologramma che è lì, c'è una sorta di personaggio come questi avatar del sistema dei videogiochi che compare, ti dà le soluzioni, ti indica la via, come se tutto fosse per me qualcosa di quasi artificiale. No, io sono Daniela e volevo farlo sapere, e che mi ci sono ritrovata per caso a fare questo passaggio, io dico, da persona di scienza a persona a testimoniare, no? La necessità di accendere questa comprensione di come siamo nel nostro da dentro a dentro, e mi ci sono ritrovata perché forse da bambina, ecco, io ho avuto tutte le vulnerabilità che sono le vulnerabilità che la gente mi chiede in questo momento di soccorrere in se stesso e negli altri, e non le ho avute solo da bambina, le ho anche adesso. Quindi cosa ho pensato? Che se ogni parte del libro aveva da un lato la chiarezza sulle mie vulnerabilità, dall'altro come questo mio
cercare di andare sempre sotto al problema e capire cosa c'era da poter trovare di soluzione, esattamente come in un labirinto, come in un problema di matematica o come in una giornata qualunque della nostra vita. Ecco, questa attitudine all'andare sotto che io da bambina avevo come domanda, ma le stelle ci sono, ma chi ce le ha messe sotto le stelle? Cosa c'è? Cioè, ma chi le tiene su queste stelle? Questo mio domandarmi sempre mi è rimasto, e quindi ogni capitolo racconta di me e racconta di cosa ho studiato per superare ogni ostacolo. L'obiettivo è quello di prestare a ciascun altro, no? Se ciascuno di noi veramente diventasse capace di prestare all'altro i passi che ha fatto, si camminerebbe tutti meglio. Quindi è così. E io cerco di spiegarlo nel libro proprio con questa stessa semplice, ecco, condizione di si vede che è così, cioè si vede che ho paura anch'io, si vede che non so nemmeno io la soluzione, che la sto cercando, si vede che anch'io mi sento da sola, si vede che anch'io ho bisogno che gli altri mi siano vicini, questa vicinanza che risponde alla distanza. Quindi in questo si vede, secondo me c'è un crinale di autenticità che è quello che ci può portare tutti quanti a decidere il passo successivo come un passo più che non è la superficie, io la chiamo la schiuma delle onde dell'oceano, ma è la sua profondità. Perché lo sto facendo? Lo sto facendo perché c'è un fine, e questo fine è non sprecare questa grandissima opportunità e questo grandissimo mistero che è la vita a fianco alle persone che amo. E la capacità di aiutare senza dubbio. All'inizio del libro, in particolare riferendosi agli esordi della sua carriera e del suo periodo di studio, dice: quando vedevo che non c'era risposta in questi bambini, che non stavo trovando la chiave giusta, voleva dire che non ne sapevo abbastanza, che dovevo studiare di più. Questo è il contrario di chi sostiene questo bambino non ce la può fare perché geneticamente è così, perché non si può andare oltre, perché se il sistema non funziona il bambino è refrattario. Quindi tutti, bambini ma anche adulti, tutti possiamo cambiare, migliorare, dare il meglio di noi stessi. Sì, allora c'è un'esperienza nella mia vita che è stata molto forte in questo e che ha cambiato tante mie traiettorie. Questa esperienza mi accade quando, molto giovane, in questo dottorato alla Comunità Europea, mi spediscono per un certo periodo alla Cornell University a Ithaca di New York. E in questa Cornell University c'erano degli scienziati immensi che stavano studiando, era l'alba degli studi sul connettoma, su come funziona il cervello come rete informazionale. E Novak, che poi è stato il papà delle mappe concettuali, ma non quelle soltanto che si adoperano a scuola, quelle che fanno sì che un supermercato, se tu devi andare a prendere lo zucchero, devi fare il giro, passare attraverso gli elettrodomestici, girare attraverso... Quindi queste mappe concettuali sono state delle mappe che hanno avuto un'applicazione immensa nella società contemporanea. Quindi Novak è una persona molto potente anche da un punto di vista di forza della sua scuola. Perché vi racconto questo? Perché non so ad un certo punto perché lui abbia deciso di mettermi a studiare nel sottoscala che c'era sottoterra, all'ennesimo piano sottoterra, in una specie di studio chiuso senza finestre, in cui c'era scritto il mio nome sulla porta, e io entrando ho visto sopra il tavolo una mensola con dei cervelli dentro barattoli. E lì io veramente non ero in grado di accettare questo confronto con l'idea che noi fossimo questa materia lì, no? Che cosa erano quegli 8 cervelli? 4 erano dei serial killer che all'inizio del secolo avevano massacrato un sacco di gente lì in quella zona
dell'America, Ithaca di New York, e gli altri 4 erano degli scienziati più grandi che la Cornell University avesse avuto alla fine dell'Ottocento. L'idea era l'idea lombrosiana: se noi troviamo dove nel cervello abita la pazzia, noi troviamo dove nel cervello abita la genialità, è fatta, abbiamo capito. Ecco, gli anni successivi a quel tempo lì hanno dimostrato che il nostro cervello non è una casa dove abitano stanze e queste stanze sono condizioni che si possono, ecco, mettere insieme come pezzi di un puzzle. No, il nostro cervello è una connessione costante e sincrona in cui queste cellule straordinarie che sono i neuroni in millesimi di secondo gemmano proprio come un albero in primavera connessioni dendritiche che sono il flusso dei pensieri. Ecco, adesso il mio connettoma non solo connette i miei pensieri ma anche le mie emozioni insieme al gesto delle mie mani. Quindi milioni di miliardi di movimenti delle corde vocali vanno a prendere dalle mie memorie le informazioni che io vi voglio comunicare, ma nel frattempo vedete gli occhi che sono connessi e che vi dicono cosa sento, ma vedete anche il colore del mio collo che vi dice che cosa sente. Riassunto, ci sono neuroni speciali che ci intessono dappertutto, quelli sulla pelle sono capaci di far sentire immediatamente l'emozione. Riassunto, che cosa ho capito io lì in quella stanza alla Cornell University a poco più di 20 anni? Ho capito mentre piangevo, e lo racconto nel libro, che c'era qualche cosa che dovevo anche con umiltà correttamente accettare, il fatto che se io davvero non imparavo a capire come funziona questo mistero del nostro meccanismo che decide e interpreta l'io sono, l'io penso, l'io sento, sarei stata molto più debole nell'aiutare gli altri che ne avevano altrettanto bisogno. Quindi cosa faccio? Giro il tavolo, mi lascio i cervelli alle spalle invece che averli davanti, e da quel momento, io lo racconto spesso a tutti i miei studenti, ogni volta che ho un bambino davanti e che non so come aiutarlo, penso a quel momento. Perché? Perché lì è come se io avessi deciso che non potevo più barare. Se io davvero so come funziona questo mistero dell'io penso, io sento, io sono, io vivo, ecco, allora se io lo so, sono in grado di aiutare chi ho davanti. Ma se io sto bluffando e racconto solo ciò che immagino che sia, ecco, a pagare il prezzo il bambino che ho davanti, e questo io non me lo posso consentire. Quindi quell'atteggiamento che avevo da bambina, e qui concludo questo pezzo in cui la mia autobiografia e la scienza sono la stessa persona, io sono quella che ha studiato quelle cose, ma sono anche quella che ne ha sentito il bisogno. Quindi quando da bambina non trovavo pace se non capivo come si tenessero su le stelle, perché non avevo ancora le informazioni che mi consentivano di capire cosa erano le forze immense del cosmo, così la domanda che mi poneva lo studiare il nostro cervello era una domanda autentica, e quindi fine della storia. La scienza deve diventare servizievole, cioè deve diventare in grado di restituire agli altri la parte di aiuto in cui è riuscita a fare luce. Altrimenti, capito, è come dire, se questo non avviene, allora forse il fine non è quello veramente di la chiamo scienza servizievole, cioè di un sapere che si mette a servizio, ma è un fine altro, e io quello sto facendo un'altra strada, insomma, ecco, non è l'amplificazione del mio voler applicare agli altri ciò che so, no, è di volermi mettere a servizio, perché quello che non so fare va cercato, non si può lasciare l'altro senza le risposte, ecco. Questa ricerca continua, questo non arrendersi di fronte alle difficoltà di alcuni bambini o comunque al dolore, alle paure che provano un po' tutti gli alunni. Nella formazione degli insegnanti oggi c'è spazio per passarla? Si riesce ad aiutare gli insegnanti ad avere degli strumenti in più?
Ma guarda, io devo dire, Valentina, io mi sono collegata questa sera all'ultimo momento e mi vedete stanca e disfatta da stamattina, che erano le 8 e sono davanti a questo schermo. Meno male che è disfatta, chissà quando è bella. Ma veramente. Perché? Perché 5 minuti prima di questa diretta, stavo concludendo un corso avanzato per insegnanti dal nido fino a tutto il periodo, fino alle scuole secondarie di primo grado, che veramente, io dico, incontro degli insegnanti che sono straordinari, si mettono ore e ore della loro vita a studiare cose che per loro sono veramente una rivoluzione completa, perché si passa da un'idea di apprendimento prestazionale, come se la mente fosse una sorta di frigorifero in cui tu metti dentro le informazioni che dai, e quanto più è alto il freddo del frigorifero, tanto più tu me la ridai esatta come te l'ho data, capito? Si deve passare da quest'idea qui all'idea che invece l'apprendimento è che questo nostro sistema trasforma ciò che l'altro sa in ciò che divento io. Quindi sicuramente non è un frigorifero, ma un trasformatore, non soltanto intelligente ma senziente. Quindi la prestazione è soltanto, si chiama un epifenomeno, cioè una manifestazione in cui io l'ho trasformata ma in meglio. Riassunto, per fare questo ci vogliono veramente insegnanti che condividono il fine, perché devono rivoluzionare i loro saperi, ma anche il loro essere in grado di. E quindi tutto questo per testimoniare che io rimango veramente grata, oltre che meravigliata, da questa comunità straordinaria che non aspetta altro che poterlo fare. Quindi io ho speranza, ma non come un ideale, ma come una certezza che c'è questo momento speciale che ce lo renderà più non soltanto necessario, ma anche facile, perché non c'è mai stato, e qui concludo perché so che se no parlo sempre, e Valentina, perdono, è talmente tante cose da dire che non riesco a fermarle. E tante domande ho io e cercheremo di condensarle. Cioè, ma quando ci è capitata mai una fase in cui la scuola manca a tutti? L'ultimo lavoro che ho referato a livello scientifico è un articolo che dice che il senso della mancanza dell'altro noi l'abbiamo solo o nei momenti di bisogno o nelle condizioni di bisogno o nelle condizioni d'amore. Noi sentiamo la mancanza di ciò che amiamo e di ciò di cui abbiamo bisogno. Quindi se in questo momento sentiamo la mancanza di scuola, vuol dire che sentiamo il bisogno e sentiamo l'amore per la scuola. Guarda, questo è un momento straordinario, però se lo perdiamo siamo veramente in una condizione che considero non etica. Se rivincesse il modello di una scuola in cui io ti insegno, tu apprendi e io verifico, no, sarebbe un fallimento troppo, troppo doloroso, perché implica non avere compreso una lezione grande come questa. Dobbiamo estrarre il succo buono da questa situazione, insomma, e non lasciarci scappare l'opportunità. Quanto conta in questo meraviglioso funzionamento l'alleanza tra gli insegnanti e la famiglia? Perché spesso la cronaca ci riporta di scontri di genitori insegnanti, genitori presidi. Cioè, si può vanificare un buon maestro con una insofferente famiglia, non voglio dire cattiva, insomma, non collaborativa. Il termine alleanza è un termine che non è soltanto importante nel linguaggio vivo comune, ma ha proprio un significato psichico fondamentale, perché significa capire che se io sono alleato del bambino contro l'errore, aiuto il bambino a vincere la difficoltà. Ma se io sono alleato del bambino contro l'errore, allora io valido, giudico e condanno il bambino quando non arriva a risolvere come vorrei la prestazione. Quindi il principio di alleanza è a livello psichico ed educativo di una potenza immensa, in cui l'alleanza che genitori e scuola
devono vedere è centrata sul fine del migliore sviluppo possibile della crescita di Marco o di Francesca, cioè l'alleanza è alleanza al bambino. L'alleanza al bambino mi porta a dire dobbiamo essere solidali. Solidali significa spalle a spalle. Il genitore non è l'insegnante e non può giudicare, altrettanto come l'insegnante non è il genitore e non può giudicare, ma può proprio vedere che, essendo lo stesso fine quello che muove le due azioni, la condizione di complementarietà diventa l'unica condizione autentica, altrimenti si bleffa. Perché è così difficile oggi raggiungerlo? Sembra che una volta, o almeno così raccontano i genitori, fosse più solida questa collaborazione. Allora, è una domanda a cui io non ho risposte, se non la complessità. La complessità di questo presente è una complessità in cui tutti noi, piccoli e grandi, abbiamo l'esperienza costante di alert continui, significa tensioni continue. Cosa succede quando noi anche educhiamo attraverso le tensioni continue? Vi faccio un esempio molto, molto caro al mio cuore. Ero ad un congresso a Bologna anni fa con questo Tom Scruggs, che è dei grandi professori dell'Accademia Mondiale delle Scienze per le Learning Disability, che per me è stato un maestro, un amico, un mentore fantastico. E in quel momento la questione era: ma come possiamo educare dicendo sempre tutto ciò che non va fatto? Quindi non fare questo è sbagliato così, eccetera. E Tom, dovevamo tornare verso Padova, io abito a Padova, e Tom mi ha detto: guarda, quando diventerai grande, abbastanza capace di capire come funzionano questi meccanismi nelle strutture della memoria connettomica, quindi di questo radar, capirai che se la scuola continua così, sarebbe come se io adesso, per tornare a Padova, ti dessi queste segnaletiche. Non devi andare dritto davanti a te, non devi girare nella prima sinistra, non devi fermarti al semaforo, né tantomeno girare alla seconda della rotonda a destra. Cosa succederebbe alla fine di tutte le indicazioni del non devi? Succederebbe che il tuo sistema cognitivo sarebbe in burnout, scoppiamento da informazioni, e andrebbe in panico, in ansia, in stress, e le tue emozioni sarebbero in alert continuo, attento, 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 attento. Riassunto: i nostri figli e la nostra vita da adulti assomiglia a questo: attento, 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 attento. Siamo continuamente bombardati da tutte le cose che non possiamo mancare, non possiamo fare. Questo genera nelle memorie worm, cioè nelle memorie emozionali, gli alert continui che non solo si vedono sul collo mio che diventa rosso, ma si lasciano memorie di continuo proprio consumo di quella che è l'energia biopsichica fondamentale. E questo vale per i bambini e vale per gli adulti. Perché siamo tutti in questa condizione in cui, stando maletto, perdonatemi il linguaggio, diventiamo anche molto poco capaci di sentire gli altri? Perché siamo proprio riempiti da questo tener sotto controllo noi stessi. E quindi come facciamo? Il meccanismo dell'aiuto è un meccanismo in cui tu ascolti l'altro. Ascoltare l'altro in un momento in cui siamo proprio come in un inquinamento assordante, che teniamo sotto controllo di tutto questo nostro continuo condizione di sirene che ci urlano E di stimoli. Si spiega da solo, no? Quindi questo è sicuramente l'aspetto più importante. L'altro è che avere fiducia nell'altro che si occupa di mio figlio è un passaggio fondamentale. E questo non è soltanto monodirezionale. Io per affidarti mio figlio, e quindi il livello di fiducia, ho anche bisogno che tu sia altrettanto in avvicinamento a noi.
capito? E questo è un altro grande livello. Pensa che tutto quello che riguarda la cura, la salute, la medicina ha in alcuni studi fondamentali dei risultati incredibili, che il livello di fiducia in chi ti cura è più potente del farmaco stesso. Il livello di fiducia. Quindi ritornare ad avere fiducia significa essere disponibili a avere una fluidità di visione, e questo non può essere monodirezionale, né la scuola lo può pretendere né la famiglia lo può pretendere, ma si deve co-costruire. L'ultimo passaggio, e poi anche qui mi dà fondamentale, è: noi viviamo in una società estremamente dominata dal principio del giudizio. Il principio del giudizio rientra nel principio del giudicare, il principio del giudicare rientra nei principi del potere giudiziario, che non c'entra niente con il principio del potere educativo. Riassunto: se io faccio un errore, se io non riesco ad essere a scuola come gli adulti di riferimento desidererebbero, questo non deve essere giudicato, ma aiutato. Se è giudicato e il principio è valutativo, di tipo morale, cognitivo, prestazionale, io entro in un meccanismo in cui vado a colpire l'immagine di sé. Se invece viene aiutato, entra in un meccanismo che è il meccanismo del io ti aiuto, io sono colui che ha la possibilità di darti una mano nella condizione in cui tu non ce la faccia da solo. È tutta un'altra cosa. Quindi cosa abbia fatto entrare il sistema educante tutto in un'ottica giudiziaria invece che in un'ottica... Avete capito? Certo. Leggendo alcuni passaggi anche su questo tema, mi veniva in mente una vignetta che forse ha visto anche lei, sicuramente molti di noi. Ci sono tutti gli animali della giungla di fronte a un albero, c'è l'elefante, c'è la scimmia, c'è lo struzzo, c'è il leone, e la prova è: bene, adesso arrampicatevi sull'albero. Chiaramente ci riusciranno in pochissimi. Se questa è la prova che appiattisce tutte le nostre peculiarità, tutti i ragazzini davanti a un unico test, la scuola fatta così non può che fallire. Ma c'è il tempo e lo spazio in classi di 30 bambini di cercare per ognuno la sua strada? Come si fa? Guarda, allora, questo è proprio, perdona Valentina, con tutto l'affetto e il rispetto, è un bias di ragionamento, perché l'apprendimento è per forza individuale. L'idea che un unico metodo, un'unica modalità possa andare bene a tutti, allora, è come adesso, se io fossi con voi lì, vi farei fare questo esperimento, che a volte ho rischiato anche di essere maleducata nel farlo, ma insomma è così. Per piacere, se hai una persona a fianco che ha le tue stesse caratteristiche di grandezza fisica, prendi le sue scarpe e mettitele. E tu dici, ma dai Lucangeli, ma che dici? La risposta è facile: se non ci stanno i piedi dentro lo stesso paio di scarpe, ci può stare un cervello radar intessuto fino al derma dentro lo stesso metodo uguale per tutti. Lo stesso metodo uguale per tutti è: conoscendo come funziona l'apprendimento in ogni dominio, lettura, scrittura, numeri, problemi, scienze, storia, eccetera, maieutica, far venire fuori le condizioni per cui l'apprendimento oggi ciascuno apprende. Non io ti impongo le scarpe, è far venire fuori il modo in cui ogni sistema apprende. Io insegnante sono un facilitatore, sono un regolatore, sono chi, se questo non c'è riuscito, trova il modo perché la strategia che tu hai possa essere aiutata dalla strategia di qualcun altro, compagno, insegnante, che è quella più adatta a te. E non ci può stare l'idea di un insegnamento a scatole che si impongono o che si riempiono. È un bias, l'abbiamo subito tutti, l'abbiamo sofferto tutti, è ora di dire punto. È proprio ora di avere questa ribellione interiore sana che dice: ma è chiaro che questo ci ha fatto stare male.
Io con tutto ciò non intendo dire che la scuola diventerà più semplice, intendo dire che diventerà non più difficile, ma più autentica, perché determinerà apprendimento reale, modifica reale delle funzioni di ciascuno. È una rivoluzione in atto questa? Guarda, se ti racconto cosa ho visto l'altro giorno in questa scuola nido materne sperimentale che noi leggo delle bellissime, dopo ci entriamo delle bellissime osservazioni, ma vi racconto questa. Allora, una delle cose che anche nel libro scrivo è che a un certo punto proprio questo mio interesse per manipolare, scellare, misurare fin da bambina mi ha portato a desiderare un modello di scuola che abbiamo chiamato B612, l'asteroide del Piccolo Principe, in cui ci sono i laboratori fin da piccolissimi, anche per il potenziamento. Tutti sanno, io mi sono occupata tanto di intelligenza numerica, no? Quindi di tutte le funzioni cognitive che di solito rientrano dentro le STEM, Science, Math and Technology, quindi tutte queste cose uno dice, i bimbi così piccoli come fa? Ora, i bimbi di questa scuola, tenete conto che adesso poi è molto difficile che io ci vada perché siamo in una situazione in cui bisogna evitare il più possibile. Però l'altro giorno abbiamo ricevuto una visita ispettiva, insomma io ci dovevo essere e avevo la mia mascherina, quindi i bimbi che era tanto tempo che non mi vedevano e già mi vedono come un personaggio che gli assomiglia di più ad un immaginario, che anche lì questa cosa non vedo l'ora che invece possiamo andare e stare con loro tutto il tempo necessario, ma insomma questo piccolo di 2 anni e 8 mesi mi prende immediatamente e mi dice Eni, Arda, vieni a guardare, e mi porta al laboratorio dove faceva le STEM e stavano sperimentando la forza di attrazione della Terra. E cosa fa? C'è un pannello con dei tubicini trasparenti che sono si chiamano artefatti, ma insomma le penne trasparenti tagliate e messe in questo pannello di diversa misura. Quindi i bambini fanno passare in queste penne trasparenti oggetti di diverso peso e di diversa dimensione per la stima di quantità, per i meccanismi, eccetera. Quindi questo bimbo prende questa pallina, il tubicino era messo in orizzontale, mette la pallina lì e dice Edi, vedi, non va, non andava la pallina, quindi lo mette in diagonale e la pallina comincia a scivolare e lui mi dice Edi, scivola piano. Poi lo mette in verticale, la pallina scivola forte e mi fa Edi, scivola forte. Sai perché? Sai perché? Dico no, perché scivola forte? A terra tira. A terra tira. Ora, questa è una fase in cui la sua intelligenza sperimentale riesce a intelligere, cioè a trasformare l'informazione della Terra tira in un modus di vedere tutti i fenomeni di attrazione della Terra. A 2 anni e 8 mesi è come mettere il seme della funzione giusta. Quanto ci mettono gli insegnanti a imparare questo? Ci mettono il tempo necessario a imparare a matchare la didattica con le funzioni nei tempi maturazionali giusti, ma non farlo per me è veramente non etico, ma nel senso vero e proprio del termine. Non possiamo continuare a ingozzarli di informazioni e non far maieutica di funzione, perché non è più tempo, non si può più, è come dire danneggiamo volontariamente se continuiamo, perché ignoriamo quello che invece è nostro dovere sapere. Chiaramente questo, l'ottima volontà di tanti insegnanti, tutti abbiamo avuto degli ottimi insegnanti, si scontra con i livelli più alti dell'organizzazione della scuola, e questo è tutto un altro pianeta e un altro mondo di cui non ci occupiamo stasera. Era interessante la domanda di una signora che ci sta seguendo, appunto, l'insegnante deve essere al tempo stesso autoritario eppure vicino
vicino ai bambini, anche mostrandosi vulnerabili, anche mostrando che sono umani. Come si conciliano questi due aspetti? Non possiamo rinunciare comunque all'autorità dell'insegnante o del genitore anche. Allora, c'è tanto un dibattito pedagogico, culturale su autorità, autorevolezza. Io non ci entro neanche, perché altrimenti ci porterebbe via proprio un tempo di riflessione. Vi dico solo questo. C'è un tempo nel processo proprio di maturazione evolutiva che per filogenesi, cioè per storia della nostra specie, dà all'adulto un grandissimo potere di quasi filtrare il modo in cui i bambini imparano a interpretare la realtà. Piaget lo chiamava eteronomia. Fino all'adolescenza noi abbiamo proprio una fase in cui il bambino è in una condizione in cui l'adulto significativo gli offre i filtri di comprensione, interpretazione e comportamento. Quindi l'adulto è necessariamente nella condizione di essere autorità, ma non a livello comportamentale, ma di significato. Il problema che dobbiamo domandarci bene è quando l'autorità è dominanza, che è un'altra cosa, e quando l'autorità è percepita, non imposta. Quindi non si è adulti significativi fino al momento in cui chi ci dà il significato ce lo dà davvero. Quindi dipende da quanto siamo in grado, come diceva questa signora che ci sta ascoltando, di essere importanti per l'altro. E nei bimbi questa importanza ce la dà proprio la loro fase evolutiva, quindi siamo molto facilitati, è molto più difficile dall'adolescenza in poi, quando questo tempo ti riconosce autorevolezza, ti riconosce significato, ecco, questa è una parola che mi piace di più psichicamente, solo se davvero ce l'hai. Quindi dobbiamo proprio comprendere le sfumature di questa struttura, che è una struttura del io, che diventa un noi, in cui una funzione è quella di guidare, l'altra di affidarsi alla guida. Non è così superficiale come la sto dicendo io, è molto profonda questa necessità. E guardate che uno dei bisogni più grandi di tutti noi è poterci affidare e fidare. Quindi questo è come se tutti ne avessimo bisogno e non riusciamo a realizzarlo, no? E non riusciamo a farlo diventare così esperienza in tutte le nostre relazioni, ma tutti abbiamo bisogno di poterci fidare e affidare. Forse è uno dei sentimenti più difficili da ritrovare in questi giorni. Oltre al bambino e alla palla che scivola, ci sono tantissimi aforismi dei bambini che lei ha seguito in questi anni all'interno del libro, che potrebbero essere un manuale di filosofia, così semplicemente incollati uno accanto all'altro, e chi ha studiato filosofia se li ritrova tutti nei temi dei grandi pensatori. Quali sono le illuminazioni più grandi che le hanno offerto questi bambini? Ma io lo dico già da tanto tempo, e tutti coloro che hanno seguito sanno che io ho cambiato traiettoria di persona di scienza, di studio, ma anche di Daniela. Ogni volta ho incontrato uno di questi bimbi con queste loro esplicite, luminosissime condizioni di richiesta o di indicazione. Leggevo che passava una domanda sull'errore, per esempio, no? Allora questo mi fa raccontare che una delle condizioni particolari che io ho incontrato in questi cambi di traiettoria è quando io ero diventata veramente un bravo scienziato cognitivo, sapevo correggere veramente bene gli errori di calcolo, gli errori di soluzione, gli errori di lettura, avevo vinto un sacco di premi, ero diventata veramente capace di ottenere il massimo del potenziale di funzione, quindi mi potevo ritenere, no, che avevo capito tutto degli errori. Incontro questo bimbo in uno dei poliapprendimento e mi dice: adesso che mi hai tolto gli errori, mi togli che mi fanno male.
E io lì, da grande scienziato, mi sono ritrovata a cadere, sai, come castelli di carta, perché io non mi ero mai resa conto di questo, che le memorie dell'errore portano una memoria emozionale e che questo significa che avevo tralasciato uno dei grandissimi organizzatori dell'io penso, che è l'io sento. E di qui tutti gli studi su come funzionano queste memorie, che posso raccontare adesso grossolanamente, soltanto per dare una suggestione. Ogni volta che io apprendo, poiché mentre apprendo anche sento un'emozione, perché il cervello basa l'apprendimento sul discernimento di questa parte che è una parte antichissima, pre-rettiliana, quindi prima ancora che noi avessimo un'evoluzione da scimmioni, quindi pensa che è un discriminatore che dice mi fa bene e mi fa male. Per esempio, la paura indica che ti mette in pericolo, quindi il cervello ti dà immediatamente un'informazione di paura, oppure la gioia ti dice mi fa bene, cerca ancora. Quindi il linguaggio antico del cervello è questo discernimento di ciò che fa bene e ciò che fa male attraverso un linguaggio neurofisiologico straordinario, che sono queste che noi chiamiamo emozioni, che sono corrente neuroelettrica che mette in connessione la mente che pensa con la mente che sente. Riassunto, quando noi impariamo una tabellina, la seconda guerra punica, il complemento d'agente, cioè quello che vogliamo, mentre impariamo questo, sentiamo, sì, sono riuscita, no, è difficile, guarda che noia, caspita che paura, non mi viene mai. Quindi c'è questo dialogo che noi, anche se non vogliamo, il cervello lo fa, perché sono connessioni contemporanee, esattamente come il cuore batte e i polmoni respirano, non è che li possiamo scindere, avvengono in contemporanea, sono funzioni distinte ma sono sincrone. Quindi ogni volta che io metto in memoria, facciamo la tabellina dell'8x7 e mi viene la memoria della paura perché spesso la sbaglio, io ogni volta che ritorno a 8x7 ricordo sia la tabellina ma anche quella paura. Si chiama cortocircuito. In termini proprio tecnici il cervello determina un cortocircuito. Una parte dice ricorda, che è quella cognitiva, l'altra parte, quella emozionale, dice ricorda che è pericoloso per te, scappa. Quindi ho un dispendio di energia biopsichica, quindi di tutto quello che ha a che fare proprio con una componente organica, e ho un enorme sovraccarico di memorie di alert, quelle di cui parlavamo prima. Questi segni rimangono cicatrici per sempre, oppure si può redimere il maestro severo, il genitore severo che ha lasciato segni nel processo di apprendimento di un bambino, o soffrirà sempre ricordando alcuni passaggi? Allora, questa è una gran domanda, quanto tempo mi dà per questa domanda? Perché questa è la domanda del futuro. Cioè, dovremmo capire perché ci sono le memorie, perché ci sono le memorie di dolore e fin dove arrivano le memorie, fin dove arrivano le memorie di dolore e come si possono trasformare le memorie di dolore. E in maniera non superficiale capirlo implica davvero quello che scriveva adesso la persona che abbiamo visto, cioè un tempo di approfondimento. Io tento di farvelo con due esempi. L'esempio della cicatrice e l'esempio delle lacrime e spero soltanto che voi accettiate come suggestioni tutto questo e che un giorno magari avremo modo di affrontarlo davvero, cioè con chi si sente la voglia di farlo, perché bisogna andare più a fondo. Io ci provo a dirlo con queste due suggestioni. Allora, ripartiamo da quando io da bambina mi chiedevo quel cosa c'è sotto. Quando ho cominciato a studiare le memorie di dolore, in maniera proprio così disturbante, avevo sempre questa domanda: ma cosa c'è sotto? Perché il cervello si tiene le memorie di dolore? Perché? E io dico, uno scienziato della porta a fianco, cioè un mio collega bravissimo che si occupa di tutt'altro, cioè di memorie attraverso le cicatrici della pelle,
mi ha spiegato che cosa accade quando si forma una cicatrice. E di lì io spesso racconto anche ai miei studenti che io ho una cicatrice nello stinco della gamba sinistra che mi sono fatta quando ero molto piccola, intorno ai 2 anni e mezzo. Ora, ognuno di noi sa che la pelle ha un ricambio che è di pochi giorni, le cellule della pelle muoiono e ricambiano, no, la propria struttura, le proprie funzioni ogni pochi giorni, quindi noi, adesso non mi ricordo esattamente quella della pelle superficiale e dello stinco quanto tempo impieghi, ma è questione di giorni. Riassunto, io dai 2 anni e mezzo ad adesso non dovrei più avere quella cicatrice. Se le memorie delle cellule se ne andassero con le cellule, non so se sono riuscita a spiegarmi bene. Cosa vuol dire? Che ogni cellulina, prima di andarsene, trasferisce a quella successiva tutte le memorie che sono indispensabili a proteggere l'organismo. Quel dolore evidentemente è stato identificato come un alert da cui proteggere l'organismo, si chiama memoria epigenetica. Vuol dire che le cellule continueranno a mantenere il ricordo della cicatrice perché deve avvertire l'organismo di tutto ciò che lo mette a rischio ripercorrendo lo stesso tipo di comportamento. Quindi i nostri dolori restano perché sono segnali addirittura epigenetici che si trasferiscono alle generazioni successive se non sono stati modificati in maniera da essere risolti nel significato con cui la memoria li ha segnati. Non è che cancellare il dolore è come, io prima facevo l'esempio nella chiacchierata che aveva anticipato questa conversazione, no? Non è che io, se faccio un errore nelle moltiplicazioni, lo tolgo usando la cancellina, perché quello lo copre. Quindi non è che la cicatrice la tolgo usando il laser, quella è un make-up, ma la sua memoria rimane. Così noi possiamo non ascoltare i nostri dolori facendo finta di non sentirli, mettendoci sopra tutta una serie di dei bei make-up della mente, ma non ci stiamo facendo del bene. Perché bisogna avere il coraggio di andare a fondo, di andare sotto. Sì. E non si può certo dire in una mezz'ora di dialogo di questo tipo come si va sotto. Sotto non significa si va come nelle metodologie della psicologia classica, solo attraverso, non è soltanto quello, è molto più semplice e contemporaneamente complesso. Bisogna riuscire in qualche modo a ripercorrere il gioco a domino, e qui ti faccio solo questo esempio. Se tu hai presente il gioco a domino, Valentina, di tutte le pedine, no? Ecco, se tu fai cadere la prima, cadono tutte le altre, ma poi per risolvere quel domino lì non basta che tu rifaccia risalire la prima pedina, perché le altre restano giù. Quindi non si può soltanto togliere, diciamo così, con oh adesso lo so, quindi tolgo tutto quello che ne è derivato. Non è così. Bisogna passo a passo, con pazienza, riorganizzare le strutture e riorganizzarle in maniera tale da starci bene dentro. E ricostruire. Tra le domande appunto che stavano passando durante il nostro dialogo. Non ti ho detto la lacrima, dopo ricordami che ve lo dico, vai. Ci chiedono dell'esperienza dei laboratori, fino a che età sia efficace ed efficiente, ecco, è fondamentale. Allora, l'esperienza laborarietà, forse io non lo so se adoperiamo lo stesso linguaggio, perché non intendo i laboratori come anche qui un make-up della didattica, no? Come dire facciamo e quindi capiamo, no? Un laboratorio è una forma mentis che si può fare tranquillamente in assenza di laboratorio. Una forma mentis che cosa significa? Labor è agire. Quindi Piaget la chiamava fase operatorio concreta, la possiamo chiamare in tutti i termini che vogliamo, significa non imparare a memoria i descrittori, conoscenze dichiarative, ma procedere, quindi processi che ci consentono di
intelligere. Vediamo se riesco a spiegarvi cos'è l'intelligere. Quindi questo è un laboratorio, quello che stiamo facendo, stiamo cercando di intelligere. Cos'è l'intelligere? Qui vado un po' anche a riprendere il libro. Nel libro io spiego sull'intelligenza, no? Tutti i grandi bias che ci sono stati ad un certo punto sull'intelligenza, cioè pensiamo di misurare l'intelligenza come se dicessimo quanti metri cubi d'acqua sono nel mare. Non è che dicendo quanti ce ne sono tu descrivi il mare, così è l'intelligenza, dire 100 di quoziente di intelligenza non ti descrive l'intelligenza, è un criterio di misurazione psicometrica. Quindi il grande bias è che noi scambiamo un criterio quantitativo per una funzione qualitativa. Chi se ne sta occupando e se ne sta occupando deep, quindi in profondità a livello scientifico, più che di intelligenza parla di intelligere. Perché? Innanzitutto non è un sostantivo, ma è un verbo in tempo infinito e spiega il flow, cioè il flow è il flusso. Il flusso perché l'intelligenza, uno, non è individuale, due, non è statica e tre, eccetera. Cioè l'intelligere ha 3 direzioni e queste direzioni sono da fuori a dentro, quando io proprio apprendo cose nuove. Poi c'è una direzione che è da dentro a fuori, come quella che sto adoperando adesso io, cioè da quello che so, sento, penso, porto fuori e in qualche modo rendo sociale quello che è il mio dentro. La direzione fondamentale è il da dentro a dentro, che è la trasformazione attiva ed è come Valentina Burati dopo questa sera trasformerà le idee che ha sulla base della discussione che ha avuto con me. Questo vuol dire che l'intelligere è un flow che è anche sociale, perché io non posso migliorarmi se non attraverso la relazione con le informazioni che tu mi dai. Ed è una continua co-costruzione ed è sociale distribuita. Non so se sono riuscita a rendere. In questo senso non c'è un'età per smettere di apprendere, perché è un processo che continua finché non si spegne il cervello. Non c'è un'età senza laboratorio. Visto che, ecco qui, proposta, quando nasce un bimbo invece di cremini e pannolini gli ospedali non potrebbero regalare a mente accesa, certo. Guarda, perché no? Anna Maria Mazza, tu sia benedetta, facciamo che lo sia, ma non quel solo a mente accesa, quello a mente accesa ne aprirà molte altre di cose, però sì, bisognerebbe. Il dolore del parto viene dimenticato quasi subito con la gioia della vita del bambino, sì, ma anche perché per filogenesi, quindi per memoria di specie, arriva proprio questa ossitocina, che è questo ormone che regola diversamente dentro di noi l'umore, e questa ossitocina dice al nostro sistema ti fa bene, ti fa bene, ti fa bene. È proprio un linguaggio antichissimo. L'ossitocina io l'ho studiata e amata tanto perché 30 secondi di abbraccio comandano all'amigdala di produrre questo ormone straordinario che compensa l'umore. Quindi quando un bambino sta male, ma quando un adulto sta male, ma quando un anziano sta male, non gli si dà una botta in testa o gli dice ecco, hai visto, sei sempre tu, non ne posso più di te. No, quando sta male lo si abbraccia perché da milioni di anni evolutivi il nostro cervello ha imparato come produrre la sua cura. 30 secondi di abbraccio e dà conforto, con forza, consolazione con chi è solo. L'abbraccio non avviene soltanto così, e io non ne posso più di tutti questi discorsi che la mascherina nasconde il sorriso si sente dalla voce, si vede dagli occhi, si vede dalle espressioni, il sorriso arriva anche attraverso le videocamere, ma se lo si sente si espande, se non lo si sente resta nascosto, mascherina o non mascherina. La connessione, il radar dell'altro la sente indipendentemente da quello che le parole dicono. La vicinanza o la distanza si sente indipendentemente da riassunto. Non ci nascondiamo. È tempo di autenticità.
Il sorriso, se lo abbiamo, si sente. Soprattutto i bambini, come ho scritto di me, sentono espanso. Quindi sentono se l'altro è in alleanza, per tornare a una parola di Valentina, o se è in giudizio, se è in autorevolezza o se è in prepotenza. Lo sente perché il radar che ci intesse lo riconosce da milioni di anni evolutivi come un linguaggio di specie. E punto. Punto, e tantissimo su cui meditare, ancora domande che arrivano, purtroppo guardare l'orologio che scorre è un dolore. Non posso far altro che ringraziare la professoressa e sperare che si possa tornare presto a sentirla dal vivo, magari proprio alla Zise, sicuramente quando si potrà tornare non solo ad abbracciarsi, ma anche a vedersi faccia a faccia. Il comune di Lazise, che ci ha ospitato virtualmente questa sera, lo farà anche fisicamente e potremo tornare a parlare di questi temi. Ringrazio anche la sua casa editrice Mondadori per averci fatto parlare di A Mente Accesa, che non è un manuale come potrebbe suggerire la signora che lo voleva in sala parto. Eccolo lì. Non è un manuale come tanti che si trovano in libreria su come educare i figli, è una serie di strumenti per ragionare, riflettere, proprio come abbiamo fatto questa sera. Non ho altro da dire se non ringraziarle e ringraziare tutte le persone che ci hanno seguito stasera. Io voi, e approfitto perché insomma c'è Natale fra poco e quindi ecco, proprio è una cosa che ci fa sentire la mancanza degli altri e quindi siamo in amore e non in bisogno. Ricordiamo soltanto che il volume ha anche una finalità molto, molto importante e benefica, proprio perché siamo a Natale, ce ne compriamo un paio in più. Questo è benefica in tanti modi, perché fa bene leggerlo, perché secondo almeno la mia speranza fa capire e sentire che cos'è questo mistero dell'essere vivente che in qualche modo cerca di comunicare tra noi e noi, no? Nel nostro da dentro a dentro. E l'altra cosa è perché sostiene completamente i servizi che sono quelli dell'Art for Children e del Mind for Children. L'Art for Children è la charity con cui noi mettiamo tutto in filantropia, il Mind for Children è lo spin-off dell'Università di Padova attraverso cui facciamo questa scienza servizievole. Quindi è un libro che vuole generare tante luci che si sostengono le une con le altre. Grazie professoressa, allora regaliamo libri e sorridiamo dietro le mascherine che si capisce lo stesso. Grazie a Fondazione AIDA, ad Acqua, al Comune di Lazise e a tutte le persone che ci hanno seguito questa sera. A presto. Ciao, arrivederci.